coordinatore nazionale di Articolo 1 Scotto malmenato la notte di San Silvestro a Venezia per aver cercato di far cessare cori inneggianti al Duce per la Presidente del Senato fatto intollerabile. Nel bellunese diversi roghi nella notte di Capodanno, bambina di 14 mesi di Pianiga salva col suo pianto l'intera famiglia, nel padovano a Solesino anziana soccorsa dai vicini. Autonomia pedemontana, lavoro e tanti altri temi nel messaggio ai veneti del governatore Zaia, molto seguito la sera di San Silvestro sulle nostre emittenti. Il nuovo anno inizia con la protesta per i tagli dello Stato ai comuni del Veneto, quasi 8 milioni in totale, pronta una raccolta firme tra i primi cittadini. Ennesimo cambio intanto nella giunta del sindaco di Belluno Massaro, lascia per motivi personali Stefania Ganz, nuovo assessore all'ambiente e alla mobilità sarà il medico Alberto Simiele. Ieri dunque il Capodanno, c'è chi ha festeggiato in famiglia, chi con gli amici, ma è con oggi che il 2020 entra nel vivo. Il vescovo di Vicenza, Pizziol, lancia un messaggio sul modo di affrontare il nuovo anno. Sul profilo Venezia non è Disneyland, l'ennesima testimonianza degli eccessi nel capoluogo lagunare, un passante a spasso per la città col suo animale, niente meno che uno struzzo. Buongiorno, ben ritrovati in diretta, prima edizione dei telegiornali di Antenna 3 di quest'oggi. Buon anno a tutti naturalmente dalla nostra redazione. Partiamo da quella che è la dura, unanime condanna all'aggressione subita la notte di San Silvestro a Venezia dal coordinatore nazionale di Articolo 1 Arturo Scotto, malmenato da estremisti di destra per aver cercato, così ha riferito, di far cessare dei cori inneggianti al Duce. Sentiamo la nostra Ilaria Marchiori che ci dà tutti gli aggiornamenti su questo caso. Ilaria. Buongiorno da Venezia, Arturo Scotto, il cofondatore di Articolo 1, coordinatore nazionale del partito, accanto al Ministro per la Salute e Speranza, ha presentato una denuncia formale ai Carabinieri per l'aggressione che ha subito ieri durante i festeggiamenti di Capodanno a San Marco. Scotto ha scritto sul sito di Articolo 1 che si trovava con la famiglia in piazza quando un gruppetto di ragazzi, circa 8, hanno urlato «Duce, tu scendi dalle stelle» e Anna Franca l'abbiamo messa nel forno proprio dietro di lui. Mi sono girato verso di loro, si legge, e ho detto di smetterla, ero spaventato per mia moglie e mio figlio 14enne. Hanno rincarato la dose urlando «Duce, Duce». Ho ripetuto di smetterla, che era inaccettabile che in un giorno di festa dicessero queste castronerie. Sono passati dalle parole ai fatti, si legge ancora. 1, 2, 3 cazzotti in faccia, sangue dal naso, ma per fortuna nessuna frattura. Un ragazzo di 20 anni è intervenuto per sedare la rissa, è stato pestato di brutto. Non so come si chiami, ma lo ringrazio per il coraggio e il disinteresse. Gli aggressori si sono coperti il volto e poi si sono dileguati. Nel frattempo sono tantissimi i messaggi di solidarietà giunti a Scotto e alla sua famiglia dopo l'accaduto. È intollerabile, hanno scritto Scaramuzza, segretario veneto del partito, e Trabucco, segretario metropolitano di Venezia e presidente della municipalità di Chirignago Zelarino. Venezia, scrivono, è e sarà sempre antifascista. Spero che presto anche il Comune dichiari in modo ufficiale la condanna a questi episodi ed esprima la solidarietà a Scotto e famiglia, ha scritto invece Monica Sambo, capogruppo PD in Consiglio Comunale, e molti altri messaggi di solidarietà alla famiglia. Da Venezia è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria Marchiori. L'aggressione commessa ai danni dell'ex parlamentare Arturo Scotto in piazza San Marco è un fatto intollerabile per un paese civile e democratico. Così la Presidente del Senato Casellati, esprimendo la sua solidarietà a Scotto, un episodio sconcertante, ha aggiunto che va isolato e condannato fermamente anche per scongiurare il rischio che possa diventare spaventosa normalità. L'Italia, prosegue, ha chiuso più di 70 anni fa le porte al fascismo e il vergognoso ripetersi di aggressioni verbali, adesso anche fisiche, che inneggiano all'antisemitismo è un fenomeno che la politica, le istituzioni e i cittadini italiani non possono più sottovalutare. Così dunque Casellati. Ora andiamo alla cronaca di questa fine anno. Partiamo da Solesino, nella Bassa Padovana. A Capodanno è andata a fuoco la casa di una novantenne, la donna è salva grazie alla prontezza di spirito dei suoi vicini. Vicini di casa coraggiosi e solidali con una signora ultra novantenne nel giorno di Capodanno. Verso le 2 del pomeriggio in via 28 aprile, nella cucina dell'anziana, è divampato un incendio quasi di certo dalla stufa a legna. I vicini, accortisi del fumo, sono entrati nell'abitazione riuscendo a portare fuori la signora e hanno iniziato a spegnere le fiamme con una canna dell'acqua. Il fuoco aveva raggiunto infatti anche il divano e alcune suppellettili.
L'anziana, rimasta leggermente intossicata, è stata presa in cura dal personale del SUEM e portata in ospedale per dei controlli. I pompieri, arrivati da est con 2 automezzi, hanno spento del tutto le fiamme e ventilato i locali dal fumo, che ha danneggiato l'intera casa. Le operazioni di messa in sicurezza dell'edificio da parte dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa 1 ora e mezza. E ora sentiamo invece dalla nostra Tiziana Bolognani come anche nel Bellunese il fuoco nella notte di San Silvestro abbia rischiato davvero di causare delle tragedie. Tiziana, buongiorno. Sì, buongiorno da Belluno, sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco del comando provinciale le cause di 2 incendi che si sono sviluppati la notte di Capodanno. Il primo a San Tommaso Cordino avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche non fosse stato per il pianto insistente di una piccina di 14 mesi che ha svegliato i genitori salvando di fatto tutta la famiglia. Il rogo in questo caso si è sviluppato nel salotto dell'abitazione in cui la famiglia di Pianiga in provincia di Venezia stava trascorrendo le vacanze. La chiamata al 115 ha scongiurato il peggio e i vigili del fuoco sono riusciti a domare le fiamme e a mettere in salvo la famiglia che precauzionalmente è stata portata all'ospedale di Belluno per monitorare le condizioni provocate dall'esalazione del fumo. La baita è agibile e i danni fortunatamente sono limitati. È andata decisamente peggio invece in centro a Feltre, dove un incendio ha distrutto la pizzeria La Locanda. Le fiamme sono divampate all'alba del 1° gennaio, quando il locale era chiuso dopo una notte di festeggiamenti per il Capodanno. Testimoni che hanno dato l'allarme ai vigili del fuoco hanno detto di avere sentito rumori e poi scoppi. Al momento pare esclusa l'origine dolosa del rogo, molto più probabile invece l'esplosione di alcuni petardi che potrebbero essere finiti fortuitamente all'interno del locale. Immediata la solidarietà al titolare, l'amministrazione comunale ha garantito la propria vicinanza per far partire l'attività e il quartiere di Portori ha organizzato per domenica prossima una pasta asciutta solidale per la raccolta di fondi nell'ex scuola di Villa Paiera. È tutto da Belluno, a voi. Grazie a Tiziana Bolognani. Noi prima di andare avanti con i prossimi servizi c'è una notizia di cronaca dell'ultima ora riguardante, lo avrete certamente presente, il caso della mamma di Stanghella scomparsa ormai da settimane. C'è un nuovo mistero sul caso di Samira El Attar, della 43enne, perché anche il marito risulta svanito nel nulla dalla mattina del 1° gennaio. Mohamed Barbri è uscito in bici lasciando la loro bambina dalla quale non si separa mai alla nonna e non è più rientrato. Cellulare staccato da ieri pomeriggio, è stato denunciato a piede libero, non è colpito comunque da misure restrittive della libertà personale. A preoccupare soprattutto il fatto che il cellulare risulti staccato, lo sapete, il marito è indagato per la scomparsa della moglie. Autonomia pedemontana, lavoro e tanti altri temi nel messaggio ai veneti del governatore Luca Zaia, molto seguito, è andato in onda la sera di San Silvestro sulle nostre emittenti. Volevo condividere con voi i successi, le sfide e tutto quello che è accaduto in quest'anno e accadrà nei prossimi mesi del 2020. Comincia così il messaggio di fine anno ai veneti del governatore Luca Zaia, andato in onda sulle nostre emittenti la sera del 31 dicembre, un bilancio del 2019 che parte dai successi. Abbiamo avuto un anno che ha avuto gioie e dolori. E rispetto alle gioie le conoscete tutti, no? Quello che è stato ad esempio il grande progetto delle Olimpiadi e quello che è accaduto. Siamo partiti in sordina con la partita delle Olimpiadi e alla fine oggi possiamo dire che il Veneto è sede ufficiale delle Olimpiadi 2026. Dall'altro, se è stato l'anno d'oro delle Olimpiadi, non posso non ricordare che le colline di Valdobbiadene e di Conegliano portano a casa quello che è poi il patrimonio dell'umanità. Ma è stato anche l'anno in cui si è compiuto un tratto del tortuoso cammino verso l'autonomia. La partita dell'autonomia è una partita che non abbiamo assolutamente abbandonato. C'è stata un'evoluzione in questo 2019, non sarà una strada facile. Si tratterà di capire se questo governo vorrà ascoltare il Veneto laborioso, il Veneto che ha mandato 2.328.494 veneti a votare il 22 ottobre del 2017, se avrà questo governo rispetto per quelli che pagano le tasse. Questo governo dice che vuol fare l'autonomia, vedremo con i fatti. Se non dovessimo avere risposte, perché ci dicono che a gennaio dovrebbero iniziare a varare i primi provvedimenti e noi non abbiamo che un'alternativa, quella di prendere le singole materie una ad una e fare in modo che queste materie si trasformino in singole leggi.
Sanità d'eccellenza, ma si può sempre migliorare, continua Zaia, che sottolinea l'assunzione di 80 specializzanti da destinare agli ospedali veneti e ribadisce la vocazione pubblica del servizio. 2020 anno della Pedemontana. Lo annuncio in occasione di questi auguri, lo annuncio con gioia che noi pensiamo di ultimare questa infrastruttura per dicembre 2020. Significherà un po' sconvolgere tutto quello che è la vita, il modo di ragionare dei nostri territori. Pensate solo che un Treviso Nord e Bassano cuberà all'incirca 20 minuti di percorrenza, un Treviso Nord e Montecchio, oltre alle gallerie dove andrà a innestarsi sulla 4, saranno circa 40-45 minuti. Nelle parole del Presidente, la montagna che cerca di risollevarsi dopo Vaia, l'acqua alta a Venezia, la devastazione del litorale e poi le vertenze aziendali dalla CC alla Safilo. Infine il grazie di Zaia ai veneti. Vi voglio ringraziare. Vi ringrazio per come siete stati vicini alla nostra amministrazione, vi ringrazio per la solidarietà, vi ringrazio per i consigli, anche per le critiche, che sono sempre costruttive. Mio nonno diceva che solo i mone non cambiano idea. Vi ringrazio per tutto quello che avete fatto e fate per il Veneto. Ognuno di noi può fare qualcosa per il Veneto, non serve essere governatore del Veneto, un assessore, un sindaco o un presidente di qualcosa. Ognuno di noi può fare qualcosa per il Veneto. Noi amiamo questo Veneto. Abbiamo sentito dunque il Presidente Zaia accennare ai problemi legati al lavoro, al mondo occupazionale. Anche la CGIL, il sindacato trevigiano in particolare, manifesta dei timori per il 2020. Mancano davvero poche ore al termine di questo 2019, un anno che sul fronte del lavoro, dell'occupazione e dell'economia, secondo la CGIL, non è stato positivo. Molte le situazioni critiche. Abbiamo visto ad esempio risolversi in parte alcune realtà con il concordato, ad esempio la Monti piuttosto che la Stefanel, però generalmente abbiamo visto un'economia che sta rallentando e che non promette grossi salti di qualità per il 2020. Dito puntato anche su un fenomeno che sta tornando a quello che viene definito il lavoro povero. Il lavoro è passato da un lavoro regolare, un lavoro a tempo pieno, un lavoro ordinato con una determinata prospettiva, a un lavoro sempre più precarizzato, con il part-time involontario in alcuni casi, che determina bassi salari e pertanto lavoro povero. Ma quali sono le prospettive per il 2020? La CGIL è chiara, dobbiamo, spiega Visentin, chiamare tutti gli attori dell'economia e della politica attorno a un'idea di prospettiva di futuro, solo così si potrà sperare in un anno migliore. Anche se il segretario poi lancia una frecciatina. Per esempio non capiamo bene che cosa si vuol fare ad esempio del territorio legato all'UNESCO, ad esempio della zona del Prosecco, non capiamo bene quali sono le prospettive per quanto riguarda la vocazione di un territorio vocato alla manifattura come quello della Marca trevigiana. Le prossime sfide? Rivedere una scelta e una destinazione di risorse verso quell'economia che è attenta intanto alla sostenibilità e al territorio. Così dunque lo avete sentito, la CGIL alla vigilia del passaggio tra vecchio e nuovo anno, e questo 2020 inizia non bene per i comuni, perché c'è la protesta già dei sindaci per i tagli previsti dallo Stato. Per il Veneto si parla di 8 milioni in meno. Non siamo disposti ad accettare questo ulteriore taglio, noi siamo virtuosi, non abbiamo mai speso un euro in più di quello che potevamo spendere e non abbiamo mai assunto una persona in più di quella che serviva. È un'amara sorpresa di Natale quella che i comuni veneti si sono ritrovati sotto l'albero, un ulteriore taglio ai trasferimenti dello Stato per un totale di quasi 8 milioni di euro, una mannaia dovuta all'introduzione dei nuovi criteri di riparto del Fondo di solidarietà comunale, strumento che dovrebbe servire per favorire la perequazione tra i municipi lungo lo stivale. In Veneto il saldo rispetto al 2019 è negativo per 418 comuni su 563. La contabilità a inizio anno è impietosa. Sono dei danni enormi. Verona perde 2 milioni di euro, il comune di Treviso perde 405 mila euro, Vicenza 200 mila, quindi insomma sono importi importanti, soprattutto a bilancio approvato. Ma se i comuni veneti piangono, altrove si sorride. Fatalità, solo il comune di Roma invece percepirà 13 milioni in più. Io credo che per questa Italia sia giunto il momento di dare una svolta, cioè quei comuni che sono virtuosi, e sottolineo che in Veneto i comuni sono tutti virtuosi, vanno sostenuti, non si può continuare a tagliare risorse. Per questo l'ANCI, l'Associazione dei Comuni del Veneto, sta studiando delle contromisure.
Partiremo tra l'altro anche con una raccolta di firme di tutti i sindaci veneti, perché credo che sia arrivato il momento di non abbassare la testa, ma chiedere a gran forza che i fondi destinati ai nostri territori vengano tutelati. E a proposito di comuni, c'è un nuovo avvicendamento in giunta a Belluno con l'arrivo di Alberto Simiele, che subentra così a Stefania Ganz nel pesante assessorato all'ambiente, agricoltura, energia e mobilità. Ganz fa sapere una nota del comune, lascia per motivi personali e familiari, è lo stesso assessore a comunicare la decisione. Dal canto suo il successore Simiele ha 64 anni ed è medico di medicina generale. Attualmente siede in consiglio comunale tra le file di In Movimento, dopo 2 mandati da consigliere sempre in maggioranza sotto Maurizio Fistarol e Ermano De Cola. Entrambi arrivano i ringraziamenti del sindaco Massaro per un avvicendamento che non mancherà però di far discutere, visto che nell'ultimo periodo ci sono già stati diversi cambi in corsa. Ieri dunque il Capodanno, c'è chi ha festeggiato in famiglia, chi con gli amici, ma è da oggi insomma che parte ed entra nel vivo ufficialmente questo 2020. Il vescovo di Vicenza lancia un messaggio sul modo di affrontare il nuovo anno. L'augurio è che sia un anno sereno, che sia un anno anche proficuo, ma sarà proficuo, sarà sereno solo se noi abbiamo il coraggio di cambiare il nostro atteggiamento. E ritorno nel mio tema, che sembra quasi un ritornello, se sarà vissuto a partire da un sentire profondo, dettato da tenerezza, da attenzione verso gli altri, e che poi questo arrivi anche in tutte le dimensioni, la dimensione religiosa, la dimensione familiare, la dimensione sociale, la dimensione economica, la dimensione ecologica, che è molto importante, che ci viene messa anche in evidenza da tanti movimenti. Ecco. Allora l'anno non sarà migliore o peggiore solo perché togli una pagina ultima, va bene, del calendario e ne apri un'altra che avrà 12 mesi davanti. In realtà cambia se cambiamo noi interiormente, e questo è l'augurio che io faccio a tutti, che sia un anno che non è automaticamente più sereno, più proficuo, sarà più sereno, più proficuo se noi diamo il nostro apporto e se noi cambiamo atteggiamento nell'accostarci a tutte le realtà. Su queste parole noi ci fermiamo per qualche istante, rimanete naturalmente con noi. Di nuovo in diretta, prima edizione dei telegiornali di Antenna 3, andiamo nel Trevigiano, dove il 2019 è stato segnato soprattutto nella seconda parte dell'anno da un picco di furti, per contrastare il quale sia Polizia che Carabinieri hanno messo in campo più pattuglie. Naturalmente l'auspicio di chi rappresenta i cittadini e le vittime è che nel 2020 ci si impegni per contrastare questo fenomeno. Adesso sono ancora terrorizzata, perché quando esco ho il terrore, quando entro ho paura, me li vedo qua, stanotte non ho mai dormito. Uno mi sono trovato proprio davanti e dove ci stai fuori mi ha guardato qua a pila così, vai via te, vai a dormire, vai via da qua. E come vado via, se è casa mia. Con queste sicurezze che avevo adottato io in questa casa, pensavo di essere più che al sicuro, perché oltre ai serramenti blindati, il sistema di allarme, cosa si può fare di più? Furti in casa e nelle aziende nella Marca è stata la grande piaga della seconda metà di quest'anno che si sta chiudendo. Se i numeri dicono che il fenomeno non è oggettivamente in aumento, di certo lo è l'indignazione dei cittadini. Non ti senti sicuro, ecco, questa gente evidentemente ha poco da perdere rispetto a quello che perdiamo noi. Noi cittadini dobbiamo metterci noi a fare le ronde, anche se i vigili, le guardie, i carabinieri passano, per carità, però noi siamo costretti a fare le ronde noi. Un anno non facile, come riconosce il coordinatore dell'organismo di vigilanza furti in corso, Cristian Dema, partito come gruppo Facebook e sfociato in una realtà che si interfaccia con prefettura e comuni. Quest'anno abbiamo visto una piccola escalation di questa sfrontatezza di questi ladri che entrano con allarmi inseriti, con persone in casa, anziani e tutto. Cerco sempre di guardare un lato positivo, che qualcosa c'è, nel senso che questi ladri almeno abbiamo queste notizie che non hanno mai fatto male a nessuno, ma hanno solo creato
danni. Significativa tra novembre e dicembre è stata anche la risposta delle forze dell'ordine che contro i furti hanno chiesto e ottenuto rinforzi. Ma il mio auspicio è che le istituzioni vadano avanti come stanno andando avanti, con un grande impegno, senza mai mollare la presa, perché purtroppo è anche facile a un certo punto, quando si è in periodi di calma, abbassare un pochino la guardia. E il mio auspicio grande è quello che iniziamo anche noi con l'associazione a questo famoso protocollo d'intesa con i sindaci per darci tutti una mano per debellare questo problema sempre di più. Torniamo alla cronaca di queste ore. È finito con l'auto in una scarpata ma non sapeva dove fosse. Salvato ad Asiago dal soccorso alpino un turista di Imola. Giornata di Capodanno da dimenticare ad Asiago per un turista di 35 anni residente ad Imola. Era circa mezzogiorno e mezzo quando l'uomo è finito con l'auto di lato in una scarpata dopo aver perso il controllo su un tratto ghiacciato. Immediata la chiamata al 118 con il turista che non riusciva a spiegare in che punto si trovasse. Grazie all'intuito degli operatori sono partite 2 jeep dirette verso località Barental. Individuato il turista in piedi accanto all'auto, l'uomo è stato accompagnato e preso in cura dai sanitari del 118 con ferite lievi alla testa e portato poi all'ospedale di Asiago. L'auto invece è stata messa in sicurezza dai vigili del fuoco. Rimaniamo sull'altopiano perché un branco di lupi affamati continua ad aggirarsi nei boschi, in particolare nel comune di Lusiana Conco. A Capodanno sbranata una muflona selvatica. Il nuovo anno si apre come si era chiuso il 2019 tra i boschi dell'altopiano di Asiago. Nuovo attacco del branco di lupi che si aggira tra Conco e Lusiana. Dopo il povero cane Tobia, sbranato a fine dicembre, a Capodanno la vittima è stato un animale selvatico. Ecco i resti di una povera muflona sbranata dalle fauci del branco in località Gomarolo. Almeno 3 o 4 i lupi che si stanno muovendo e che ogni giorno mettono a segno una nuova razzia. Un segnale d'allarme pesante che la nostra emittente raccoglie dai cittadini e rilancia. La risposta non può più aspettare. E nel 2019 è aumentato anche il numero delle predazioni da parte dei lupi nel Bellunese. Sentiamo il bilancio dell'anno che si è chiuso. Hanno passeggiato in lungo e in largo prediligendo soprattutto la Valbelluna e sono diventati il terrore degli allevatori, per professione o per hobby. La presenza dei branchi di lupi nel Bellunese si è fatta sentire, i numeri confermano la voracità del grande predatore. Nel 2019 gli attacchi denunciati sono stati 52 il 5 dicembre contro i 47 di tutto il 2018. Il bilancio dei capi predati quadruplica rispetto all'anno precedente, 110 a 31, pur se secondo il settore che monitora la situazione in provincia, i proprietari del bestiame hanno modificato le forme di autotutela. Sicuramente sono aumentati i sistemi di mitigazione, perché gli agricoltori e gli allevatori in particolare hanno capito che ormai i loro greggi devono essere protetti. Rimangono fuori da attivare ancora tutta una serie di misure per quanto riguarda le situazioni più problematiche, tipo le maglie e tipo alcuni greggi che non sono ancora custoditi. La conta dei capi predati riporta l'uccisione di 45 pecore, 18 agnelli, 10 capre, 22 asini, un bovino, 12 daini, un montone e un cane. Il lupo si è spinto a ridosso delle abitazioni, familiarizzando con un ambiente tutt'altro che selvaggio, e a gran richiesta sul finire della stagione estiva sono arrivati gli appelli dei diretti interessati che hanno chiesto e recentemente ottenuto una legge regionale che preveda la gestione del predatore. Gestione è il termine che dovrebbe essere assolutamente adottato, è quello che noi abbiamo chiesto sia al tavolo Montecitorio per quanto riguarda la gestione del cinghiale in Italia, ma lo abbiamo chiesto anche a livello veneto per quanto riguarda il lupo. La legge recentemente approvata a Palazzo Ferrofini deve essere validata dal Ministero dell'Ambiente, che a sua volta però esclude gli abbattimenti delle specie particolarmente protette e quindi si annunciano già ricorsi. Non possiamo pensare attualmente nel 2020 che la situazione faunistica si regoli per conto suo, solo con dei sistemi di mitigazione. I sistemi di mitigazione vanno assolutamente bene per tutte le specie, ma vanno accompagnate anche laddove questi non funzionano con dei sistemi attivi. Continuiamo a parlare di animali con il video diffuso dalla pagina Facebook Venezia non è Disneyland, che sta facendo molto discutere, dove si vedono, lo potete notare da soli, a passeggio tra le calli veneziane alcuni esemplari di struzzo
accompagnati dal loro proprietario. C'è chi evidenzia la pericolosità degli animali, chi semplicemente sottolinea che non sono tenuti al guinzaglio, chi ancora lamenta l'assenza di controlli. I proprietari, sembra dell'Est Europa, sarebbero già stati avvistati in altre capitali europee, città d'arte, tra le ultime passeggiate una a Lubiana in Slovenia, e il giro naturalmente, vista la celebrità di Venezia, sta facendo il giro del mondo. Molto meno particolari invece i cagnolini che si trovano in canile a Vicenza e che naturalmente hanno bisogno di una nuova casa. Sono centinaia, per fortuna, questa è la buona notizia che arriva dal 2019, cani e gatti che hanno trovato una nuova famiglia. Gode di ottima salute il canile di via Mantovani a Vicenza. Solo pochi anni fa erano 500 i cani ospiti del rifugio comunale, ora sono solo 87 e in un anno i cani adottati sono stati ben 160. Sono due numeri estremamente importanti che danno l'idea di quello che è il turnover, più un'ottantina di cani affidati direttamente da segnalazioni, quindi cani che non sono entrati all'interno del rifugio ma sono stati comunque affidati. Il nostro obiettivo è avere un canile vuoto. Numeri alti ma soprattutto tantissime adozioni, e questo ovviamente è il dato vero, il dato di una collaborazione importante, ma il dato di una passione che va al di là del volontariato. Tanti volontari di cui dobbiamo ovviamente solo che ringraziare, quasi una settantina, e lo dimostrano appunto le adozioni che ogni anno vengono fatte qui al rifugio di Vicenza. E anche per i gatti l'attività è un successo, sono oltre 120 le colonie di gatti a Vicenza, 1300 quelli accuditi dalle volontarie, con 600 amici che hanno trovato una famiglia. Nel 2020 sarà creata un'oasi felina, un'area dove poterli ospitare temporaneamente in attesa dell'adozione, nell'ex area dei conigli al Parco Querini. Abbiamo deciso di investire costruendo un'oasi felina per salvare questi animali, permettendo a loro, dopo essere stati accuditi, rendere ottimale la loro adozione donandogli una famiglia. Il fenomeno dei cani randagi dunque a Vicenza è ampiamente sotto controllo, in città è praticamente scomparso e limitato alle periferie e alla campagna, e poi 50 famiglie povere ricevono dal canile il cibo per mantenere i loro animali senza essere costretti ad abbandonarli. Infine sta per partire la figura dell'educatore sociale per prevenire l'aggressività dei cani presi solo perché razze di moda senza conoscerli. Non è il cane cattivo ma l'uomo che l'ha fatto diventare cattivo, e l'aggressività significa che il cane non è sereno, non sta bene e va aiutato. Ora i vostri presepi, quello interamente realizzato all'uncinetto, allestito alla casa di riposo Divina Provvidenza di Santa Lucia di Piave, a realizzarlo ospiti e volontari, ce lo raccontano i signori Rina Ceccone ed Emilino Pellizzer. Poi a seguire come sempre le previsioni del tempo per domani. Vi auguro una buona giornata, arrivederci. The first Noel, the angel did say, was to search. Questo l'ho fatto di sera, invece di guardare la televisione facevo un po' alla volta per passare il tempo, e anche mi piaceva lavorare uncinetto, e così passava le ore senza accorgermi, lavorando, e questo è il risultato. L'ho costruito a casa, in pianino, ho fatto la casettina là, ho fatto certi lavori che mi sembrava giusto di farli, l'ha detto il ponticello, e ogni anno facciamo qualcosa. They looked up and saw a star. Bentrovati al meteo. Un possente campo di alta pressione porterà tempo stabile sul nostro territorio per i primi giorni del 2020. Attenzione solamente alle nebbie. Vediamo dunque il dettaglio di giovedì 2 gennaio. Sul Veneto cielo generalmente sereno in montagna, in pianura come detto invece avremo iniziali foschie o nebbie in successivo parziale dissolvimento, in serata però probabili nuove riduzioni della visibilità. Temperature senza particolari variazioni, minime fra i -5 e 1 grado, massime tra 5 e 9 gradi circa. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove la situazione sarà simile, con sole dappertutto e cielo sereno e sgombro da nubi.
Temperature minime tra lo 0 e i 7 gradi, massime tra 8 e 10 gradi. Ci spostiamo infine sul Trentino Alto Adige, dove avremo un ampio soleggiamento, il cielo sarà sereno o al massimo velato un po' su tutti i settori. Temperature minime sotto 0, massime sugli 8 gradi. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci.